natura non è soltanto la natura rappresentata in questi quadri non è soltanto un paesaggio da rappresentare in maniera oggettiva, ma è un mezzo per rappresentare, per comunicare un vissuto emozionale, fatto sia di serenità di spirito che di inquietudine. Tutto rientra, varie forze rientrano, vari sentimenti rientrano in queste il modello di ispirazione è e rimane la natura. Una natura in cui l'elemento naturale viene visto solitario, quasi e catalizza l'attenzione dell'osservatore e anche lo spazio totalizzante. È curioso notare come in tutti i quadri Tonello abbia eliminato qualsiasi presenza dell'uomo e qualsiasi costruzione fatta dall'uomo. Non potrete trovare all'interno di questi quadri, di questi ultimi quadri materici, non troverete nessun elemento umano, nessuna presenza umana. Possiamo dire che in tutti i lavori di Tonello i misteri della tecnica sono essenziali all'opera e da qui parte tutta una ricerca sulla perizia tecnica, sul mestiere vero dell'artista, sulla bravura tecnica dell'artista nell'utilizzare varie cifre stilistiche, varie espressioni. Da qui nasce la serie, la straordinaria serie degli smalti su vetro, incantevoli gioielli di pittura su piccolo formato, che incanta l'osservatore per la poesia e per la grazia ai limiti del virtuosismo. Qui Gino Tonello lavora in punta di pennello, con la pazienza del miniaturista e la passione per la luce di un fiammino, di un pittore fiammingo, guardando questi dipinti su vetro di piccolo formato, sembra proprio essere di fronte a delle miniature oppure a dei quadri fiamminghi. In questi piccoli quadri l'artista si fa interprete non di una natura come forza vitale, ma di una natura incantata, di una natura idilliaca, dove lo sguardo si perde nell'infinito. È paradossale però di fronte a questi piccoli quadri di piccolo formato lo spettatore subisce una sensazione contraria ed opposta. Pur nel piccolo formato questi quadri danno una sensazione di infinito. Grazie all'orizzonte vasto e alla visuale ampia e alla perizia tecnica nel rappresentare anche i minimi particolari degli elementi naturali, l'artista Gino Tonello ci presenta dei mondi incantevoli, ispirati a canoni di bellezza e di grazia e fioritura. Anche in questi quadri anche in queste piccole opere, c'è dietro una ricerca stilistica, una ricerca soprattutto cromatica. Infatti noterete come l'artista varia le sfumature, sia padrone delle sfumature a seconda delle stagioni che vuole rappresentare. Cieli tersi e sereni per l'estate, nuvole rosso fuoco per i tramonti estivi e atmosfere lattiginose invece per i paesaggi di colmi neri invernali, tipici delle nostre zone. L'artista si sa, è la continua ricerca di nuovi mondi, di nuove sfide creative. Perennemente insoddisfatto si lascia incantare dal canto delle sirene, ma nello stesso tempo diventa loro alleato. Ammaglia il pubblico con dolci illusioni, o lo risveglia dal torpore con immagini scioccanti. Questo è il mondo di Gino Tonello. Per Tonello la pratica della pittura è qualcosa che ha a che fare con la narratività, con la nozione del narrare, con la dimensione del racconto. Attraverso le immagini l'artista racconta se stesso e costruisce di volta in volta una propria identità, una propria storia. Ed ecco che l'artista si lascia dentro di sé simbologie importanti, come la donna che si trasforma in sasso, che diventa pietra, simbolo di fermezza morale ma anche di capacità e cambiamento. Oppure un'altra simbologia importante, quello della mano, del volto che nasconde la propria vera identità dietro maschere sempre diverse. Ma qual è la vera identità?
L'identità non è un valore assoluto che ognuno può cogliere a priori. La verità non è mai uguale a se stessa. L'identità si conferma e si acquisisce tramite il cambiamento. Secondo il filosofo Leclerc, l'identità non è un qualcosa di statico e di immobile. L'identità personale è la dimensione, ciò che la persona lascia dietro di sé vivendo ed agendo concretamente. Quindi l'identità personale è ciò che ognuno di noi lascia dietro di sé, nonostante il cambiamento, nonostante le inclinazioni personali, la variabilità dei sentimenti, nonostante appunto i mutamenti dell'anima, da cui il titolo della rassegna, della mostra. Ed infatti Tonello ama rappresentare le cose in controluce, lasciando sempre un sentore di indefinito, di confini imprecisati, una zona oscura perché poco per noi illuminata ed una zona piena di luce che abbaglia l'occhio dell'osservatore. Un dipinto fondamentale in questo senso si intitola Oltre il muro ed è questo che è dietro a me. In questo dipinto l'artista rappresenta ciò che ha visto in controluce passando al di là di un muro. Due faggi, uno prepotente rosso prugna si staglia al centro appena dietro il muro, per metà nascosto dal muro. L'altro timidamente sulla destra si mimetizza nella luce piena del giorno. Due colori sono utilizzati in questo quadro. Il giallo, colore squillante ed esuberante, cerca di contrastare questo nucleo di materia scura dall'ambra al blu con tocchi di rosso vermiglio. Due forze contrastanti ma che si avvicinano tra loro. Questo è il mondo di Gino Tonello. E infatti più che un titolo Oltre il muro può essere inteso come una poetica. Oltre il muro quindi significa oltre l'esperienza, oltre la percezione banale delle cose, oltre le convenzioni che appiattiscono l'uomo contemporaneo. Oltre il muro quindi significa trasmettere attraverso i quadri e attraverso delle forze vitali della natura che ci circondano dei sentimenti, un'esperienza di vita. Ciò che le opere rappresentano in questo senso sono proprio esperienze di vita, esperienze reali. Il gesto dell'artista risulta molto, molto convincente, molto spontaneo. Il segno stilizzato e sintetico serve per strutturare l'opera, per dare struttura all'opera. Materia e colore danno vitalità al quadro, danno vita al quadro, creano infinite sfumature e stratificazioni. A volte la materia si raggruma in grumi densi e spessi e densi, in altre parti invece crea sfumature sottilissime. Qui sta la bravura dell'artista. Attraverso natura e colore, due elementi, nel connubio di questi due elementi ci trasmette un mondo infinito di esperienze. E le forme quindi rappresentano non solo la natura, ma lasciano dietro di sé delle orme, un vissuto emozionale, una dimensione umana. In queste opere paradossalmente è presente l'uomo, il soggetto principale è l'uomo, con o senza la presenza dell'uomo. Questo è il mondo appunto di Gino Tonello, ma forse meglio di qualsiasi altra frase vorrei terminare questo mio discorso con una poesia dell'artista scritta appunto da Gino Tonello e che chiude il catalogo delle opere. Ho cercato nuovi mondi, ma non ero io. Ho percorso nuove strade, ma non ero io. Ho vissuto tanta gente, ma non ero io. Ho scritto immagini, questo forse sono io.